Siamo a Oristano, all'Auditorium dell'Ospitali Santi Antoni, per una conferenza dal titolo Mandigos, storia e cultura materiale. Abbiamo intervistato i relatori. Maurizio, ti chiedo cosa può fare la scuola per valorizzare o portare i ragazzi a conoscenza sull'evento Sadie de Sardegna? Sì, secondo me non bisogna certo aspettare il 28 di aprile per parlare di Sardegna, nel senso che è fondamentale che gli insegnanti di storia soprattutto, nel momento in cui affrontano il loro corso curricolare, segnalino di volta in volta quelli che sono gli eventi più importanti che hanno segnato la storia della Sardegna, nel senso che se si sta affrontando la storia medievale a scuola, in prima media così come in terza superiore, non possiamo non registrare l'esistenza di un'istituzione quale quella del Giudicato d'Arborea, che si è confrontata con altre istituzioni fondamentali del Medioevo europeo del tempo. Quindi accompagnare questo percorso al 28 di aprile, al ponte, alla vacanza del 28 di aprile, ma facendo registrare tutta una serie di personaggi, di eventi, di istituzioni che hanno caratterizzato la storia della Sardegna, e in maniera tale da rendere in qualche modo, da contestualizzare anche la storia della Sardegna in quello che è il panorama della storia curricolare. Marinella Marras, dell'Ufficio Linguistico della provincia di Ristaisi. Devo ti domandare una cosa. Tu mi hai chiesto del suo pai, del suo significato del suo pai, messa cultura della Sardegna. Noi ti domandiamo del Dunnai alle telecamere di EIA TV. Sì, è un argomento che a me mi aggrada a me, da poiché su ane de una orta tenia da significato che a Mosperdio, poiché ogni vesta tenia da un uvane e finza su un druzzi preciso, chi in sa forma, in sos ingredientes, in su modo commente via, da in su trazzo in commente via fatto, ia da uno significato l'estru, evidente, claro, del significato dessa vesta e tutto. Finza as cosas che a dir de oe non si amentamo sprusu, po narrere, vinzas in sa cultura internazionale, po vasca, due sou de vasca, a soras in tempos antigos non podiamo tenere zucculate, soghi e arribare un termo moderno, però sou du teniamo su mattessi, in suvane, con nome differente, su coccoi con sou, su vane con sou, può narrare in logumesi narra da o coccoi di angulla o sangulla, chieste uno ou ammontao in parte con pasta de vane, che diventa una forma di un buzzone. Te granare custuga in Pasca, in verano, este sanaschi da torra de sa natura, e quando sa natura che si indeschida da chi torna tanta germogliare, chi nasce in tesos animales, in specie sos puzzones, e dua finza sono un significato religioso, cui teste su Deus, chi appunto de una morte de 3 dies su Deus cristiano torna a Biu e sigidi a essere un Deus in mezzo de sa gente, ma vinzas una chida prima, posa un minica de bramma, o non dueste un druzzi in sa cultura internazionale posa un minica de bramma, invece teniamo su cocco de bramma, chi fia pasta intrizzata a mentare su traballo de sa sprammas, e sa sprammas suntisi ammentant su martiriu, de gale si sia da martire cristiano e finzas in questo caso de sa morte de Gesù Cristo. Ma in ogni idda due vianta vinza spanese po sa vesta de su patronu, e a sora con su pane si faia da sa chi dinaranta quasi in tottu e sa corona de ponare in bidda mia io sei l'arzesa de Santo Prameri, in orghido de Santa Iulitta, chi este, cusa chi in italiano este l'aureola del santo, chi da coppia ienta de si statua, o finza baculos de piscamos, quando su santo mancari est un piscamu, con su pane si vai a finza scussu. O finza atros panes fatos un vaizeddo in tottue, po Sannunou o po Paschighedda, il Natale, finza con formas differentes, po su maschittu, po sa femminedda. Maurizio Onnis, autore di testi scolastici, ti chiedo di raccontarci il tuo bellissimo progetto. Il progetto si chiama Storia sarda nella scuola italiana e nasce dalla mia professione. Io scrivo testi per le scuole italiane,
cioè scrivo i libri che ogni settembre arrivano sui banchi dei ragazzi delle nostre scuole in tutta Italia e quindi anche in Sardegna. Mi occupo specificamente di storia, geografia e italiano e scrivendo questi testi mi accorgo e so che la storia sarda non è assolutamente raccontata. Non è raccontata perché il programma di studio delle nostre scuole è dettato dal Ministero, da Roma, e non comprende quelle che vengono chiamate storie locali. Il progetto nasce dalla volontà di portare la storia della Sardegna e dei sardi nelle nostre scuole. In realtà ci sono molti insegnanti, soprattutto nelle elementari, un po' meno nelle medie e alle superiori, che si occupano di storia sarda. Ciascuno di questi insegnanti prepara del suo materiale, fruibile solo da lui perché lo tara sulle proprie esigenze, sulle esigenze della sua classe e sul suo territorio. Noi ci siamo posti l'obiettivo di preparare degli strumenti didattici che siano utilizzabili da tutti gli insegnanti dell'isola. Abbiamo cominciato dalle elementari e abbiamo scritto dei fascicoli in cui raccontiamo la storia sarda per la terza, per la quarta e per la quinta elementare, seguendo la periodizzazione voluta dal Ministero, perché ogni insegnante deve poter affiancare la storia sarda a quella generale senza salti temporali. Quindi, visto che i bambini di terza elementare studiano la storia, la preistoria, fino alla creazione della scrittura, noi in terza elementare raccontiamo ai bambini la storia sarda del periodo prenuragico. E poi in quarta elementare quella del periodo nuragico, in quinta elementare quella dei Fenici, dei Cartaginesi e dei Romani in Sardegna. Quindi raccontiamo queste cose dal punto di vista dei sardi. Maurizio, è un progetto più che innovativo e direi esaltante. Io ti ringrazio per averci raccontato questo bellissimo progetto. Grazie a voi. Isabella Tore, insegnante, pare che la storia sarda di qui a poco entri nelle scuole. Sì, speriamo, questo è il nostro auspicio. La storia sarda può entrare nelle scuole, non c'è nessuna norma che lo vieti. Diciamo che è auspicabile che tutti gli insegnanti sempre più decidano di farlo. Quello che noi ci stiamo sforzando di fare è di mettere a disposizione del materiale standard, gratuito, scaricabile, che si possa utilizzare. Io nelle mie classi l'ho fatto, nella nostra scuola l'abbiamo utilizzato e i risultati sono stati più che soddisfacenti, quindi è una cosa che si può fare, che si deve fare. Quindi è già stato portato avanti un esperimento pilota? No, assolutamente, è stato semplicemente preso il PDF, quello della terza elementare, e lo stiamo utilizzando regolarmente. I bambini lo hanno stampato e lo portano sempre insieme al libro di storia generale. Quindi fatta la parte di storia generale, chiaramente ci si concentra sulla storia locale e si fanno sempre i raffronti, quindi andiamo parallelamente a quello che è il progetto, il periodo che il dettato ministeriale dà. All'interno di questo noi chiaramente sviluppiamo anche il riferimento alla storia locale. Antonello, ti domando, qual è l'importanza della lingua sarda in scuola? Esti de fundamentu sia da indisi come te cussa che ha festato oi sa di sa Sardegna, sa di su popolo sardo, ma esti de fundamentu perché tutto ogni dì in su vai de ogni dì dessa scuola. Poi tagassa scuola parisi con s'altra istituzioni educativa de fundamentu che esti sa famiglia, ma narausu sa scuola esti sa che a nosus atros sindadi segau in isannus una dei linguas che nosu teneaus e sindà segau sa lingua storico-identitaria. E stanai sa lingua che a millas sardas e sardus imparaiant in domu e d'antendiant in domu e da chistionant in domu e commenti intrant a scuola già i maistus de sa prima elementari po tempus meda, po troppo tempus disinaraiant spicciocheddus arguai de bosatru chi s'inciessi d'un fueddu in sardu. Duncas proibendiddus de si espressai mensa ina chi issus sardus conosciant, nosu sardu conosceiaus, e a forza de d'untendi e de diversai generazioni, con sa complicità di vinzas de su Stato italiano accentradori e centralista, e con sa complicità ti tocca da noi sa verità di vinzas de nosu sardus e de nosu babbus e mammas,
che ho cominciato bruschettotto a cabo dei anni 60, a primizio dei anni 70 del suo secolo passato, a non divasare pruso il figlio nostro su in sardo. Ecco, si scolla attento questo ruolo di fondamento a dell'umano può fare a maniera di considerare la lingua sarda, che è del suo patrimonio storico identitario cosa nostra, come la lingua di serie B, poi imprassare a morte struppa la lingua italiana. Dunque, il problema non è l'italiano, la lingua italiana, bifada su plurilinguismo e bifada la conoscenza dell'italiano, dell'inglese, del francese, di tutte le lingue del suo mondo. Il problema è che a scuola oggi deppi di aiutare a porre a rimedio a questo danno che per troppo tempo ha fatto, seguendo i nostro sardo sulla lingua. Ecco un porto. Francesco Bino, direttore della Fondazione Sasartiglia, ti chiedo qual è il ruolo organizzativo della Fondazione rispetto agli eventi che celebrano Sadì de Sasardigna. La Fondazione Sasartiglia ha accolto con piacere l'invito arrivato dagli organizzatori dell'evento, in primis dalla Regione Autonoma della Sardegna e quindi da chi ha materialmente organizzato l'evento come partner locale per gestire quelli che sono gli eventi del Sadì de Sardegna qui ad Oristano. La Fondazione ha a cuore in quella che è la sua mission la promozione non solo della Sardiglia ma anche dell'identità culturale della città di Oristano e del popolo sardo. E quindi in questi giorni è stato organizzato un convegno qui all'Ospitalis Santi Antoni e poi una passeggiata storica, proprio il Sadì de Sasardigna, il 28 di aprile, che ripercorrerà il centro storico, le tappe storiche più importanti della città di Oristano, per concludersi al centro di documentazione e studio sulla Sartiglia, quindi per far vedere come la Sartiglia è inserita nella storia e nell'identità della nostra città. Benissimo, io ti ringrazio Francesco. Grazie a voi. E ti auguro buon lavoro. Buon lavoro a tutti quanti.